Buongiorno, stamattina a pastiero nonno Vicenzino, ma mi sono mandato sino Diego, vedete? Perché un nonno mio era un maratona da pastiero. Piatti carta e penna, 600 grammi di ricotta, 600 grammi di zucchero, 7 uova intere, 700 grammi di grano per pastiera e poi ci aggiungete buccette di arancia e di limone, un po' di latte e fate bollire il grano 15 minuti. Ah sì, ma avrei un nonno Vicenzino che frullo il grano, però ai miei figli il grano a pezzi non ci piace, io lo devo frullare, quindi frullo tutto insieme: grano, scorzette di arancia e scorzette di limone. Aggiungo una fialetta di aroma di millefiori e poi il grano che avevo frullato in precedenza. Al grano ho messo 2 bustine di vanillina. Colate tutti gli ingredienti insieme che vi ho elencato, facete un bel mesca francesco. Poi prendete tutto il mesca francesco che vi ho detto e lo revocate nei ruoti. Il diametro dei ruoti è 28 cm e con l'impasto che vi ho detto escono 2 belle pastiere così. Queste 2 belle nennelle e le mettete nel forno a 180 gradi per 55 minuti. In onore un nonno mio Vicenzini a Diego, ci dedico questi 2 pastieri. Allergica alla cannella e non l'ho messa, i canditi non mi piacciono, poi facete come volete voi, perché sono sempre un parere che si sono mettiti, sono trovato.